Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Oggi vogliamo parlare del settore dello spettacolo, della crisi che questo settore ha subito con 2 anni di pandemia, e lo vogliamo fare con la direttrice del CICS, che è Consorzio Italiano Cooperative dello Spettacolo, Federica Pozzato, e chiediamo a questi 2 anni cosa hanno inciso in questo settore. Il mondo dello spettacolo, che dal 2020, dall'inizio pandemia, è stato forse il più colpito, o perlomeno uno dei più colpiti. Sappiamo quanti operatori ci sono in questo settore, non solo artisti ma service, tecnici e altro. Questi 2 anni cosa hanno creato? Cioè, quante persone hanno dovuto lasciare questo lavoro e se lo Stato è riuscito a dare qualche sollievo o qualche contributo per superare questa crisi? Allora guarda Leandro, questo periodo lungo purtroppo di pandemia ha creato una sorta di standard di valutazione, cioè 2 anni sono tanti e quindi ti consentono di fare anche delle valutazioni, e in questi 2 anni c'è stato un tendenziale cambiamento. Mentre prima, in un momento iniziale di assoluta incertezza di tutto quello che poteva accadere di fronte alla totale chiusura, siamo in febbraio, quindi sono proprio 2 anni da quando il governo ci ha detto stop con il primo DPCM. Ecco, da allora le cose sono cambiate tantissimo. Moltissimi lavoratori dello spettacolo hanno capito che la parola invisibile, che è stata usata in maniera quasi abusata, non è una condizione imposta dall'alto, ma è una condizione in cui spesso i lavoratori si sono trincerati. Ecco, dall'invisibile tendenzialmente il lavoratore dello spettacolo ha iniziato a diventare visibile. Lo è diventato con le richieste di sostegni, per ovvie ragioni, ma lo è diventato anche nel capire che è necessario concepire l'attività dello spettacolo come un lavoro come tutti gli altri. Quindi siamo costretti per fortuna, a ragionare in termini di spettacolo come di un'attività aziendale. Il governo se ne è accorto, non ha ancora prestato le giuste e adeguate modifiche normative, ha introdotto l'indennità di malattia con dei requisiti molto più bassi, ha introdotto l'indennità di disoccupazione, sta avvicinando pianino, in maniera insomma un po' blanda, tutto quello che è il mondo dell'assistenza al lavoro anche ai lavoratori dello spettacolo, e questa vi assicuro che è una rivoluzione all'interno della categoria, decisamente una rivoluzione. Sì, però nel vostro settore purtroppo tante aziende hanno chiuso, tante orchestre e tanti lavoratori delle orchestre che appunto vivevano di questo. Ci sarà secondo lei un ritorno oppure il settore subirà questa crisi, nel senso tante orchestre hanno chiuso e non riapriranno, anche per il cambiamento di fruitore, nel senso che l'orchestra forse viene sopperita dal DJ che ha dei costi molto più bassi? Allora, proprio il discorso di prima, che 2 anni ormai fanno statistica, in questi 2 anni abbiamo visto il mutamento di gusti, di modalità di predisporre anche uno spettacolo. Il riferimento all'orchestra è il riferimento tipico all'orchestra da ballo. Voi sapete che è stata la categoria all'interno dello spettacolo la più vessata, perché ha subito le chiusure delle sale da ballo e i DJ delle discoteche. Ma mentre il DJ è una figura più snella da piazzare in qualche modo come attività lavorativa, esattamente anche come costi, l'orchestra dello spettacolo del ballo è un'azienda a tutti gli effetti, a tutto tondo, con degli investimenti strutturali, con dei lavoratori, collaboratori o lavoratori dipendenti, orchestrali e quant'altro, quindi lo scossone è stato grande di tutto questo. Però devo essere sincera, all'interno delle nostre realtà, sempre parlando di statistica, non c'è stata la chiusura al momento di nessuna orchestra. C'è stato un ricambio di personale, alcuni orchestrali, ma anche altri lavoratori non sono orchestrali, per portare la famiglia a fine mese hanno dovuto trovare altri impieghi e quindi per forza di cose hanno dovuto uscire dal mondo dello spettacolo, almeno temporaneamente. Ma la struttura, lo scheletro dell'attività di spettacolo rimane, e io ho iniziato a vedere già in questi giorni sui social che se non ci cambiano le regole dal giorno 11 dovremmo ripartire anche con il settore della musica da ballo. Io vedo che c'è già fermento e la voglia sia da parte della domanda sia da parte dell'offerta di ripartire e di ritornare a fare a pieno ritmo l'attività, naturalmente sempre secondo le capienze che ci impongono al momento. Ecco, ultima domanda, la pandemia ha colpito tutta l'Europa. L'Italia è allineata come aiuti rispetto all'Europa? L'Italia è sicuramente non uno,
100 passi indietro. Prima dicevo che fino a un paio di mesi fa si trattava di un mondo di invisibili, dove spesso e volentieri la colpa è proprio degli invisibili, dove la colpa dall'altra parte è anche dei governanti che non hanno mai saputo interpretare quella che era questo tipo di attività. Pensiamo, se andiamo a vedere le schede dei contributi erogati dal MIC, il Ministero della Cultura, se volete togliervi la curiosità, andate a vedere nella lista delle aziende a cui è stato erogato il contributo, quanti contributi sono stati erogati, e andate a vedere la lista delle associazioni a cui sono stati erogati i contributi. Ma per associazioni non dico le piccole associazioni culturali che magari ha presentato in maniera del tutto legittima la domanda di contributo, penso alle grandi associazioni che sono presenti nella nostra cara Italia, che insomma sono un po' collegate così a doppio mandato con tutto quello che è il circuito della cultura. Ecco, finché è così non arriveremo mai a un ragionamento che io porto avanti in maniera molto forte della cultura, o comunque dello spettacolo nel nostro caso, come attività d'impresa, perché si continuerà sempre a ragionare in termini di assistenzialismo, e questo non fa bene al settore cultura. In altri paesi, vedi ad esempio la Germania, da molti anni è stato recepito questo tipo di inquadramento di natura diversa: il lavoratore dello spettacolo è un lavoratore come tutti gli altri, quindi come tutti gli altri ha diritto deve essere aiutato in caso di assolutamente difficoltà. sì. Dicevo, qualche piccolo risultato è stato raggiunto anche da noi, ma proprio per, tra l'altro, un'attività massiva di una serie di associazioni, in questo caso sindacali, che si sono mosse per ottenere contributi. Io tra l'altro coordino un'associazione che è nata 2 anni fa, proprio delle orchestre da ballo, è nata qui da noi a Taglio di Po, ed è attualmente a presidente Gianmarco Bagutti, ed ha fatto molto in termini di richieste, di contributi, di aperture, di inquadramenti, e ancora ha molto da fare.